Un secondo problema tipico che possiamo incontrare nei percorsi di gruppo è lo sbilanciamento delle voci. Qualcuno tende a parlare molto, prende molto la parola, argomenta tanto, porta un sacco di ragioni, parla veramente tantissimo, e qualcuno invece non riesce a trovare il proprio turno di parola. Qualcuno ha bisogno di più tempo per maturare una parola di qualità da offrire agli altri, qualcuno è semplicemente più timido, e così succede che appunto in un gruppo di una decina di persone, 10, 15, 20 persone, 5 parlano tantissimo e gli altri tacciono. E questo ci fa percepire appunto il percorso che abbiamo fatto come problematico. Non tutti abbiamo preso una nostra posizione, non tutti abbiamo offerto qualche cosa, e quindi anche su questo sbilanciamento delle voci molto spesso un percorso di discernimento comunitario tende ad arenarsi. Quindi la seconda cosa da provare a capire è come faremo a bilanciare le voci, come faremo a consentire che tutti abbiano una modalità di espressione bilanciata e che tutti possano trovare il loro tempo e il loro spazio per portare nel gruppo quello che ritengono essere importante.